Gran bel pomeriggio di sport, quello di ieri ad Aragona, all'Aragona Stadium Totò Russo, dove si sono affrontate le formazioni giovanili della Juniores Aragona ed Akragas. Il risultato finale è di 4-1 per la squadra di casa, grazie alla tripletta di Stefano Zammito al gol di Gabriele Sacco. L'Akragas si era portato in vantaggio con Spataro. Una vera e propria festa che ha visto coinvolte le famiglie, i vertici delle due società, con il presidente dell'Aragona Luigi Monreale a fare gli onori di casa al direttore generale dell'Akragas Giuseppe Deni. Oggi pomeriggio gara Juniores, derby agrigentino tra Aragona e Akragas, ha vinto sul campo l'Aragona, ma a fine partita vi è stato un terzo tempo semplicemente straordinario, ha trionfato il fair play. Assolutamente sì, ma dico, al di là del risultato sportivo che ci ha visti oggi vittoriosi sui cugini dell'Akragas, la cosa più importante è avere allestito questa splendida area hospitality proprio per rendere omaggio alla società Akragas che tanto stimiamo e alla quale auguriamo la vittoria del campionato di eccellenza. Qual è il futuro per l'Aragona Calcio? L'Aragona, il nostro è un progetto giovane nato da qualche mese. Come ho ribadito in precedenti occasioni, il nostro è anzitutto un progetto che ha un forte impatto di carattere sociale. Poi dal punto di vista sportivo stiamo cercando di costruire qualcosa di importante per la nostra comunità. Giuseppe Deni, direttore generale dell'Akragas, oggi ha seguito la gara Juniores tra Aragona e Akragas. I giovani dell'Akragas hanno perso, però ha trionfato lo sport, ha trionfato il fair play a fine partita. Sì, certamente sono stato contento di essere venuto a vedere questa partita perché ho potuto vedere che c'è una società importante, una società che investe nel settore giovanile in maniera imponente e tutto questo mi ha fatto piacere. Per quanto riguarda lo stadio di Aragona, potrebbe diventare così l'Essaneto con questo meraviglioso manto erboso di erba sintetica? Proprio così no, perché mi dicono i tecnici che per fare le categorie superiori c'è bisogno di un ibrido, cioè un misto tra il sintetico e il naturale. Però ho visto che il campo è eccezionale, un campo di sintetico ed è di ultima generazione. Parliamo di calcio giocato, domenica l'Essaneto arriva alla Parmonval, bisogna vincere per rimanere in vetta al campionato. Certo, ormai tutte le partite che si giocano bisogna fare il risultato e domenica sarà una delle tante partite a cui bisogna, diciamo così, acquisire i 3 punti in palio. Quale messaggio vuole lanciare ai tifosi? L'Akragas ha bisogno del pubblico per spingere. Ma anche da questo punto di vista sono contento perché ho visto che nell'ultima partita di campionato con il Canicattì c'era una fortissima presenza del pubblico agrigentino e questo mi ha fatto piacere, vuol dire che la città si sta avvicinando alla squadra. Anche l'azienda aragonese Terra d'Unge a fianco dell'Aragona Calcio per lo sviluppo dello sport e di questi ragazzi che oggi stanno giocando, davvero una bella cosa questo connubio. Sì, assolutamente sì. Diciamo che lo sport è sicuramente la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola e esso favorisce effettivamente l'acquisizione di competenze che non sono soltanto di movimento, quindi motorie, ma anche cognitive e relazionali. E abbiamo visto che ci sono studi che dimostrano come queste competenze acquisite nello sport si possono poi efficacemente anche utilizzare in altri contesti di vita. Quindi il rispetto delle regole, tutta questa serie di competenze sono estremamente importanti. Non abbiamo voluto ovviamente tirarci indietro, anzi Terra d'Unge è molto attenta ai temi culturali, ai temi anche di promozione e sviluppo del nostro territorio e quindi siamo a fianco di Aragona Calcio, assolutamente sì, con grande gioia. Benissimo. Per voi un pomeriggio perfetto, avete ribaltato l'Akragas nel derby tra due squadre nel campionato Juniores, una vittoria bellissima che dedichi a chi? È una partita che dedico ai miei genitori che mi hanno sempre accompagnato e a mio nonno. Parliamo della partita, primo tempo sotto di un gol, poi i 4 gol dei tuoi compagni che hanno sancito la vittoria dell'Aragona. È stata una partita molto difficile perché eravamo sotto, poi l'abbiamo ripresa grazie ai miei compagni.
Perché hai scelto di fare il portiere? Perché è un ruolo affascinante, perché non puoi sbagliare. Giocare in questa squadra per te cosa vuol dire, cosa rappresenta? È una grandissima emozione perché è una squadra che è molto professionale. Le qualità di questa squadra quali sono? La qualità di tutta l'organizzazione, il mister che ci accompagna, tutto. Giuseppe Deni, direttore generale dell'Acragas, oggi ha seguito la gara juniores tra Aragona e Acragas. I giovani dell'Acragas hanno perso, però ha trionfato lo sport, ha trionfato il fair play a fine partita. Sì, certamente sono stato contento di essere venuto a vedere questa partita perché ho potuto vedere che c'è una società importante, una società che investe nel settore giovanile in maniera imponente e tutto questo mi ha fatto piacere. Per quanto riguarda lo stadio di Aragona, potrebbe diventare così l'Estereto con questo meraviglioso manto erboso di erba sintetica? Proprio così no, perché mi dicono i tecnici che per fare le categorie superiori c'è bisogno di un ibrido, cioè un misto tra il sintetico e il naturale. Però ho visto che il campo è eccezionale, un campo di sintetico ed è di ultima generazione. Parliamo di calcio giocato, domenica l'Estereto arriva alla Parmonval, bisogna vincere per rimanere in vetta al campionato. Certo, ormai tutte le partite che si giocano bisogna fare il risultato e domenica sarà una delle tante partite a cui bisogna, diciamo così, acquisire i 3 punti in palio. Quale messaggio vuole lanciare ai tifosi? L'Acragas ha bisogno del pubblico per spingere. Ma anche da questo punto di vista sono contento perché ho visto che nell'ultima partita di campionato con il Canicattì c'era una fortissima presenza del pubblico agrigentino e questo mi ha fatto piacere, vuol dire che la città si sta avvicinando alla squadra.